La signora direttrice la vuole un momento. Ah! 2 minuti di riposo. Torno subito. Paolo, va a cambiare il disco. Rock and Signorine! Signorine! Signorine, che cosa facciamo? E lei, signorina Peluffo, non si vergogna? La figlia di un diplomatico. Buongiorno, eccellenza. Buongiorno. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re. Mi, fa, sol, la, sì! Che succede? Niente, mademoiselle. Ecco, signora direttrice, queste sono le 200.000 lire per la retta anticipata del prossimo bimestre. Grazie, eccellenza. Prego. Ah, ci sarebbe Lige. Lo faccio entrare? No, eccellenza, Lige, 6.000 lire. Ah, scusi. Prego. Distratto, sa? Ma ci sarebbe o c'è? No, c'è. E allora se c'è, non si discute. Ecco fatto. Ecco, sono 6, guardi un po'. Sì. Sì, grazie, eccellenza. Ah, poi mi dimenticavo, ma questo mese ci sarebbe un piccolo supplemento perché il collegio ha bisogno di nuove aule. Si tratterebbe di un piccolo contributo di 50.000 lire. Scusi, si tratterebbe o si tratta? No, si tratta. Avrebbe per caso da cambiarmi un assegno di 10 milioni? Oh, no, non importa, me li può mandare, eccellenza. Avanti? Buongiorno. Eccola qua la sua Diana, la sua bambinona. Figlia mia. Papà. Tanto brava ma un po' turbolenta. Cosa sarebbe questo affare della turbolenza, eh? Io voglio che tu sia prima in tutto, meno che nella turbolenza. Nella turbolenza tu devi prendere sempre 0, capito? Eccellenza, se permette, io vado in segreteria per la ricevuta. Me lo mandi al solito recapito, all'Hotel Royal. Benissimo. Beh, come va? E lo studio come va? Va bene, papà, a parte qualche cosetta in condotta. Questa condotta? E la tua condotta? E cosa c'entro io, scusa? Ti sembra bella? 3 mesi e mezzo senza venirmi a Hai trovare. ragione, figlia mia, hai ragione, cocca mia bella. Ma cosa vuoi, il mestiere di diplomatico è un mestiere massacrante, credimi, massacrante. Vedi questo pugno? Dentro c'ho tutta la situazione internazionale, hai capito? Sono fiera di avere un papà come te. Buon viaggio. Ma che siete matti? Mi volete rovinare? Ma perché? Se l'ambasciatore del Catonga voleva la macchina. E tu non gli hai detto che l'abbiamo portata a riparare? Sì, gliel'ho detto, ma per una mezz'ora. Voi siete tornati dopo 3 ore. E l'abbiamo dovuta E pulire. avanti, svelta, portate la macchina in garage. Calma, E beh, che Ma che calma, Quello calma. sì, calma, sì, calma. perché viaggi? Voi dovete finirlo con questi brutti scherzi. Mi fate perdere il posto. Amilcare, scusami, ero 3 mesi che non vedevo mia figlia. A proposito, come sta la bambina? La bambina? Chi è? Sono io. E che vuoi? Dice, come sta la bambina? La bambina. Quello ci mangia la pappa in testa a tutti e 3. Quella senza tacchi è alta 2 metri. Quali 2 metri? 1,60. Ci mancano 40 letto centimetri. io. È cresciuta tanto. Spero me la farai vedere. Si capisce? Adesso presentavamo un guardiano di macchina qualunque a nostra figlia. Giovanotto, mia figlia. Va bene, la figlia dell'ambasciatore, sei contento? Ricordati che io l'ho tenuto a battesimo.
Sì, È ma vero. il ghiaccio adesso quando ha avuto l'appendicite chi gliel'ha messo? Lui. È la corrispondenza di Antonio, il punto di riferimento di Antonio qui all'Hotel Royal. Chi lo tira? Non lo tengo Ti io. vorresti mettere con me? Io sto rischiando la galera tutti i No, giorni, hai ma capito? forse che non ha visto come adesso te. basta. Chi? Un momento. Chi? E dove siamo? Adesso basta. Quella è mia figlia, è il frutto delle mie viscere. Sì. L'ho partorita io. Il latte chi gliela dà? La mamma. Sì, ma il biberò? E che significa? Salute. No, Ha starnutito? c'è Cicium, E chi? l'ambasciatore del Catong. Il proprietario della macchina. Cosa fare dentro mia macchina? Buongiorno, signore. Eccellenza, le ha riparato la sua automobile. Meccanico? Yes, oui, yeah. E Antonio il meccanico. Meccanico. Ma piuttosto elegante per Beh, meccanico. sa, i meccanici in Italia sono ambienti. Io sono molto ambientato. Quante ambienti c'ho Sì, io? 2 stanze, saletta e cucina. No, quale molto cucina? bello. Noi non cuciniamo mai. Questo soldato chi è? No. No, io sono il collaudatore. E io il riparatore. Io riparo la macchina e lui la Io collauda. le collaudo, È stato al mare, eh? No, perché? Come no? Molto solo ha preso. Eccellenza, la macchina è riparata. L'abbiamo collaudata or non è guari. Or non ne guari lui? Sì. Allora facciamo la conta. Sì, facciamo la conta, eh? Da te, da te. No, voglio pagare l'addizione. Ah, vuole pagare. Eccellenza, vuol sapere il conto. Dice la conta. Ma stia tranquilla, eccellenza, non si preoccupi. Non è il caso. È il caso, è il caso. Se l'eccellenza vuole pagare, tu perché non ti fai gli affari tuoi? Ah, Quant'è? Quant'è? Domando io quant'è. Appunto, ma se non me lo dice lei, come faccio a regolarmi, scusi? scusi. Ma io non sono E meccanico. neanche io, cioè neanche io sono un contatore. Faccio di testa mia, 47.000 lire va bene? Non è caro? No. Trova caro? E allora facciamo una cosa, anche per rispetto dell'amicizia di Amilcore, facciamo cifra rotonda, 50.000 lire e non ne parliamo più. Ha fatto un affare, eccellenza. 50.000 lire, cosa avete fatto? Cosa abbiamo fatto? Ma c'era un cilindro ammaccato, eccellenza. 50.000 lire per un E il cilindro. cappellaio tanto ha voluto, sa? Cosa entrare, cappellaio? Il commendatore cappellaio è quello che, lo specialista per i cilindri. Poi abbiamo dovuto far aggiustare il carburatore che non respirava bene. Non respirava bene, abbiamo dovuto dargli di bicarbonato. Bicarbonato. E già, perché tutta la benzina si fermava sullo stomaco. stomaco. La benzina è pesante, come sa? no? Non capire. Neanche non noi. deve capire. Eccellenza, non si preoccupi, tanto lei ha avuto un lavoro perfetto. Bene, va bene, seguitore tanto io mai pagare. visto. Una notte di benzina di Voi ricambio, essere molto cari, molto cari. Adesso capire perché sono voi buone. vestire così eleganti. Sono buone? Grazie, eccellenza. S'accomodi, eccellenza. S'accomodi. Eccellenza, prego. Ringraziamento, eccellenza. Scusa, Guarda dove scusa. mette Le mani piedi, quanta in cammina. carrozza. Prego, che c'è? T'ho fatto male. Oh, il dito dello Sì, sportello. Le falange. Oh, poverino, le falange. Le falangi. T'ho fatto male. Le falangi. T'ho fatto male. Le falangi. Malassai, ma proprio malassai. Ah, bravo, bravo. Meno male che mi ha pigliato sulle punte. Ah, mi fa piacere, sì. Beh, mi devi credere, questo mi fa paura. E beh, mi devi credere. A me fate paura tutte e due. Presto, presto, presto. Ecco qua. Ma insomma, si può sapere dove lo dobbiamo mettere? Lungo il marciapiede, come si dice il regolamento. Uff. Scusi, ingegnere. Chi è? Io. Dov'è? Qua. E stia, qua. stia ferma, fa girare la testa. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Mi scusi, ingegnere, ma che cosa state facendo? E non lo vede cosa stiamo facendo? A te piglia il piccone, subito. Ma dico, volete piazzare quel coso proprio qui? Giovanotto, cominciamo col dire che quello non è un coso, ma bensì un oggetto utilissimo che porta il nome di un grande imperatore romano e bisogna fargli tanto di cappella a quel coso, come lo chiama lei. Ma piazzandolo qui lei mi rovina. Non potrebbe metterlo là o magari laggiù. Senta, la prego, non interferisca. Io sono un ingegnere del comune nell'esercizio delle mie funzioni. Ha capito? Sì, va bene, ma questo è un ristorante e piazzare un affare di quel genere proprio qui dove la gente mangia. E che sì, oltre al mangiare ci sono altre funzioni importanti ugualmente, ha capito?
Non è che il comune mi abbia ordinato di piazzarlo qui. Sono io che ho scelto il posto, perché la zona mi sembra adatta. Aria buona, visione panoramica e la prego, ci lasci lavorare. Oh, ah. Ma c'è, chi si può rovinare? Scusi, ingegnere. Non sono ingegnere. Scusi, dottore. Nemmeno dottore. Ah, insomma, che state facendo? Sto cercando la fognatura per il collegamento idrico e lo scarico. Sentite, Perdiamo tempo. sentite, non ci sarebbe modo di aggiustare la cosa così tra di noi? Alla buona. Niente da fare, niente da fare. In confidenza, a voi che vi risulta? L'ingegnere mangia? Sì, mancia e io. Sì, e allora posso tentare? Tentate, che vi devo dire, ma fatelo con molto garbo perché non si lascia rompere molto facile. Ci penso io. Ingegnere, il signor arriva a parlare con voi. Scusi. Ancora lei, cosa c'è? Ecco, scusi ingegnere, non ci si potrebbe mettere d'accordo e lei quel coso lo va a piazzare da un'altra parte? Ma lei si è impazzito? Lei si è impazzito? Questo è tentativo di corruzione. No, Lei può andare a finire dentro. Questo va a finire dentro. Ho detto, tanto garbo. Che faccio? Scavo. Scala. Un momento, ma almeno mi lasci fare prima il reclamo al comune. Già. E intanto i cittadini che fanno? La birra? Lo vede lì che c'è un primo cliente che aspetta? Che faccio? Scavo. Scala. Un momento, ma scusi ingegnere, hai ragioni, ma perché proprio da me? C'è l'altro ristorante laggiù, per esempio. E noi là lo stavamo a piazzare. Poi il proprietario ha fatto una congrua, quasi cospicua offerta per i bambini poveri. Lui si è commosso. E ho messo la buona parola con l'ingegnere. E perché non la mettete anche adesso? Va bene. Ingegnere, vedete se potete accontentarvi. Quello, il proprietario è venuto. Cosa? Non avete capito? No, Il proprietario è venuto e ha dato ma che dite? ma voi siete sordo? No, Il proprietario è venuto e ha dato 50.000 lire. 55.000. Già c'è i 5 per il caro foglio. Beh, e sono disposto a offrire anch'io le 50.000 lire. 55. Avevi dimenticato il caro foglio? Ecco qua. Ragazzina, valla a fare a casa perché qui si sospende il lavoro. Via. Che c'è? Cosa è successo? Lei è in contravvenzione. Perché? Perché è passato col rosso. Ah sì? Hai sentito animale? Sei passato col rosso. Ma quale rosso? Guardi che lei si sbaglia, quello era verde. No, io non mi sbaglio. Stai zitto, il vice non si sbaglia mai. Chiaro? Lo scusi, è ignorante. E allora conciliamo? Sì, conciliamo. Vedi, con le buone maniere si ottiene tutto. Conciliati, su. Guardi, le concilio io che non c'entra affatto. Io sono conciliato. Ma che cosa? Facciamo la pace. Avanti, su, non fare riprocio, abbraccia il vice. Ah, io non porto rancore a nessuno, Oh. figuriamo. Ma insomma, basta con questa storia. Voi mi dovete pagare una contravvenzione che costa lire 1000. Ma allora che conciliazione è È questa? quello che dico anch'io. Ma non lei vuole la lite. Vogliamo litigare? E litighiamo. Insomma, Lei basta, via? signore, vi porto in Si questo. calmi, si calmi. Mi dia non le si sue agiti. generalità. Sai che succede qui? Caro commissario. Dottore Bello. Come va, come va? Io sto bene, e tu? Sempre in gamba, eh? Antonio, è presente il signor vigile al dottore? Per no? l'appunto, permette commissario, le voglio segnalare la solerzia di questo bravo giovine. Quanto è un bravo. vigile proprio attivo, ligio. Uno ce n'è e l'abbiamo trovato noi. ecco. Vada a lavorare. Adesso metterò pure parola col commissario, è un amico mio, siamo stati compagni di scuola. Metterò una buona parola, vada. E adesso lo farà diventare sergente. Luffo, paga la multa e poi vieni con me che ti devo parlare. Ma è ovvio. Camillo, senza indugio, paga la contravvenzione. Prego. Allora? Quanto ha detto che era? 1000 lire. E le vuole contanti? Certo. E se le facessi una cambialetta a 3 mesi? Che le vado a scherzare? Ma guardi che oggi si fa tutto con le cambiate. E lei è proprio l'unico che non le accetta. È simpatico. Luffo, dove lo stavi portando questo arnese? Ah, perché si nota? Questo è un Vespasianuccio portatile, è un transistor. Brevetto giapponese. Sai com'è? Siccome in città questi monumentini, chiamiamoli così, scarseggiano, e allora io ho pensato bene di portare il mio personale, capisci? Chiamami fesso.
Peluffo, sotto questo Vespasiano io sento odore di truffa. Non è possibile? Ogni mattino io ci spruzzo l'acqua di colonia e Ma allora... non fare il buffone. Scusi, ma perché mi offendi così? E non darmi del tu. Ma io davanti alla gente do sempre del lei, sempre. Ma adesso non siamo soli, c'è lui. Questo non conta, è il mio partner. Oh, e noi siamo colleghi, compagni d'arte. Totò e Camillo, ex trasformisti, abbiamo calcato i palcoscenici di tutti i teatri d'Italia. E perché non torni a calcarli? Torna al tuo vecchio lavoro. Quello almeno era un lavoro onesto. È la parola, caro dottore, adesso l'epoca è cambiata. Siamo pieni di trasformisti, la gente si trasforma continuamente. Ma noi ci ha rovinato la concorrenza. Vidia. Due mi hanno rovinato a me. Due sono stati. Toscanini e Carlo Erba. A quest'ora noi staremo a Milano. Milano. Sulla Scala. La Scala ad attaccare i manifesti. Attaccare i manifesti? Quali manifesti? Manifesti dei trasformisti lirici come sì, noi. Comunque guardate di rigare dritti, se no uno di questi giorni vi rovino io. Tu saresti capace di rovinare un tuo vecchio compagno di scuola? Io devo fare il mio dovere. Ah sì? Ah sì? Però quando io ero capoclasse non ho mai segnato il tuo nome sulla lavagna. E io invece, se ti fai pescare, segnerò il tuo sul casellario giudiziario. Sì, eh? Arrivederci. Arrivederci. Questo è l'amico tuo che tu mi dai cantavi tanto, Non perdo tempo per sfogliare i fiori, ma che mi importa amore. Ho tempo solo per ballare questo cia cia cia. Non perdo troppo tempo per studiare, il professore intanto può aspettare, a meno che non sappia fare pure cia cia cia. Urgentemente voglio solamente un po' di whisky e un po' di cia cia cia. Dovunque vado voglio bere il brado che mi sussurri. Non perdo tempo a farmi corteggiare e a coniugare il vecchio verbo amare. Ho tempo solo per cantare questo cia cia cia. Il cia 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 è cia cia cia, non è cucaracha, ma cia cia cia. Il cia 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 è cia cia cia, non è cucaracha, cia cia cia. Silenzio, silenzio! Ma che siete impazzite? Volete svegliare il professore? Ma piano. Esagerata. Tu vuoi che ci senta qua giù nello chalet? Torna fuori a far la guardia. Vieni, mangia e sta zitta. Va bene. Rimetti il disco. Professore, mi scusi se entro così nella sua camera. Signora. Si sentono degli strani rumori in giardino. Rumori? Potrebbero essere dei ladri. Ladri? Siccome lei è l'unico uomo nel collegio. Veramente mi permetto di vietare che c'è anche il giardiniere. Sì, l'ho già mandato a chiamare, professore. E allora perché... Ma come allora si alzi, professore? Andiamo a vedere, no? Venga con me. Vieni, guarda. Oh, ma professore, ma che fretta. Mi ladri. Un giardino. Mi ladri. Urgentemente voglio solamente un po' di whisky e un po' di cia cia cia. Dovunque vado voglio bere il brado che mi sussurri. Non perdo tempo a farmi corteggiare e a coniugare il vecchio verbo amare. Ho tempo solo per cantare questo cia cia cia. Il cia 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 è cia cia cia. Aiuto, i professori! C'è anche la direttrice! Oddio, adesso cosa facciamo? Non perdiamo la testa, via per il sentiero di Mortella. Io vi proteggo la ritirata. Sì, prego! Fate piano, però! La Peluffo sonnambula. Non la svegliate, è pericoloso. Ci vorrebbe una cura. Sì, doccia fredda tutte le mattine. Cosa fai? Lascia stare il denaro che non è tuo. E stiamoci un po' attenti con questi ragazzini. Avete ragione, sono una peste. Oh. Ma lo sa lei che io ci perdo almeno un paio di centinaia di migliaia di lire all'anno con questi ragazzini?
Al sabato, quando faccio scicola la fontana, mi mancano sempre 3-4 mila lire. Perché? Il denaro che buttano dentro la fontana è tuo, Si paesano. capisce? Questa è la famosa fontana di Trevi. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Permette? Cavaliere ufficiale Antonio Trevi. Complimenti, Decio Cavallo. Come? Decio Cavallo. Avevo capito caciocavallo. E un po' paesano, è un buon business. Ottimo, ottimo. I soldi nella fontana ce li buttano tutti. E poi ogni tanto l'affitto alle case cinematografiche. Ci girano le pellicole qua. Ok. Mhm. Scusa un momento, paesa, scusa un momento. Qui bisogna stare con gli occhi aperti. Vuol dare qualche cosa per la Croce Rossa? Volentieri. Grazie. Grazie. Prego. Che cos'è? Mi sono fatto pagare i diritti di riproduzione. Quant'è? Ogni fotografia 100 lire. Io ne ho fatte 3. 300 lire. Ma hai ragione, paesano, dopo. Sembra niente. Ma la mia fontana è fotografata 1 migliaio di volte al giorno. Fatto un po' i conti, paesa. Sono circa $160 al giorno. Proprio un bel business, ok. Di un po', chi l'ha fatto questa fontana, paesano? Ah sì, un mio bisnonno. Bisnonno. Sì. Fece venire apposta uno scultore dalla Svizzera. Aspetta, paesà, qui dici che dallo scultore Bernini. Appunto, siccome veniva da Berna, era piccoletto, chiamavano i Bernini. Sì, ho capito, dimmi un po', paesà, ci vogliono molte staffe, cioè molti impiegati per mandare avanti questa fontana. Basta uno Uno solo. Chiudo l'acqua, chiudo la fontana, piglio i soldi, apro la fontana e tutto. Senti, io sono italiano oriundo, Ah. ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia, ma vado in cerca di un buon business, sa? E perché non ti compri la fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì, un giorno o l'altro mi devo ritirare, capisci? I dolori reumatici, vicino all'acqua, Allora la compro io. Dimmi un po', paesà, quanto costa la fontana? Ma tu pagheresti subito? Certo. Con 10 milioni della cambio. Ok, paesà, complimenti. Domani vieni al consolato americano e ti faccio trovare il contratto pronto e money, ok. E non mi dai una caparra? Quale capanna? Bravo questo. Se nel frattempo viene qualcuno che se la vuol comprare, che fai? Io aspetto a te. Giusto. E quanto? Mezzo milione. Ah no, sono troppo mezzo milione. Ti do 100.000 lire. Ma che sei pazzo? 100.000 lire per una massa d'acqua di questa portata. Oh, ma che in America così fanno gli affari? Posso dire? Ma mi scusi, chi è mica lei, cavaliere Antonio Trevi, famoso proprietario della famosa fontana omonima? Per l'appunto. Oh, la mi stia a sentire. Io sono incaricato da una grande casa cinematografica americana, di cui non posso fare il nome per ovvie ragioni, la quale, dovendo girare un film storico con la fontana dentro, sai come sono fatti gli americani? Sono spendaccioni, la vorrebbero comprare. O se lei è d'accordo, io ho il mandato in borsa, e che ne dico? Scusi, ma lei chi è? Non mi sono presentato? No. La mi scusi, io sono il ragionier Girolamo Scamorza. Girolamo? Scamorza. Cara Scamorza, mi dispiace, ma io sono in già trattativo con quest'altra Scamorza e capirà. Prego, Decio Cavallo. Già, Cacio Cavallo. Sa, difatti sono prima io, vero? Sì. Va bene, ma se non sbaglio il signore parlava di trattative, il che significa che l'affare non l'avete mica concluso. No. Come non è concluso? Gli stavo dando pure la caparra. Ah sì? Gli stavi dando la caparra, ma non gliel'hai data? Oh bella, io gli do il doppio della tua caparra. Quando gli davi te? 100.000 lire. Un momento. Io non ero mica d'accordo, sa. Ah, non eri d'accordo? No. Bene, allora io gliene do 200. Ah sì? Allora gli do 300. Ah sì? E via, stammi a sentire. Tu non mi fare ingrullire, hai capito? Io sai che faccio? Che fai? Gli do 400.000 lire e l'affare è concluso. E sai che faccio? Gli do 500.000 lire e l'affare è concluso. Tieni. Ah sì? E che tu dici te? Che tu dici? Che Dio. Io glielo accetto. Il provolone mi ha dato le 500.000 lire, l'affare è fatto, non si discute più. Arrivederci. Hai fatto l'affare concluso. Ovvio. Ma hai fatto arrabbiare. Me m'ho ingrullito, capito? Me m'ho ingrullito. A me non mi importa proprio niente, capito? Guarda un po' di sta al gente. consolato, sa? A mezzogiorno. Sì. Aspettami. Sì. Non mancare. No. Ciao Gorgonzola. Ciao, senti Arrivederci. pure. Poi a domani. Sì. Goodbye. Sì. Aspetta, bello business. Poi, ragazzi, lascia stare i soldi, sa? Cominciamo presto, cominciamo. Via. Oh, e un po', quanta fotografia hai fatto? E a te che te frega? Ne ho fatte 4. Ma perché? Chi sei? Mi devi dare 400 lire. Ma che c'è le piglie? Ma chi sei? Il proprietario della fontana. Ma vedi, no, te ne parlo. Come parla finita? Bravissima. Cosa c'è? Questo signore non vuol darmi i soldi delle fotografie. Un momento, calma signore, ma lei chi è? Sono il proprietario della fontana di Trevi. Ah, lei è il proprietario. Proprietario.
E vuol dire che adesso sistemeremo ogni cosa, eh? Ma subito! Intanto incomincia a camminare, eh? Sì, ma Venga con subito, me, se no prego, prende sì, l'abitudine, segua. sa, su, noi le mani da rossi sono Vedrà spaccate, che sa. sistemeremo che Quante volte devo dirvi che davanti alla mia casa non voglio che si lavino e si sciorinino questi panni sporchi e puzzolenti? Come la fate lunga? Lungo o corto sono affari miei. Come se questa baracca fosse Palazzo Reale. Non è Palazzo Reale, comunque è la casa di due gentiluomini. E vabbè, ma perché la mortifichi così? Povera donna, da una parte deve sciorinare, no? E deve sciorinare proprio davanti alla mia casa. E dove deve farlo? Non voglio interferenze. Qui comando io. Sono o non sono il padrone di casa? No, Come no? il padrone di casa è il cavalier Terlizzi e sta dentro. Senti, questo è bello. Ti sta aspettando da un'ora ed è arrabbiatissimo. Oh, senti quest'altra. E ha detto che questa volta non se ne va se non gli pagate l'affitto. Ma tu stai sentendo? Ho sentito che sono sordo. Allora, come facciamo? Scappiamo? No, che scappiamo, bisogna affrontarla a qualunque cosa. Il toro va preso per le corna. Già, questo pure bene. Buona donna. Buona donna, sapete se il padrone di casa c'ha le corna? Sono affari Ma suoi. vuoi smettere di scherzare, sì o no? Smettila una buona volta. Ma tu capisci la situazione, io sono rammaricato. Ha detto proprio che non se ne va. Ma questa volta è inutile che te la ammarichi, non è il caso proprio. Abbiamo l'incasso della vendita della Fontana di Trevi, no? Già. Lo paghiamo con questo. Ma che sei pazzo? Perché? Oh, E perché? quel denaro corre per mia figlia. Ah già. Come facciamo? Un'idea? Ho trovato. Gaidro. Ho trovato, magnifica. Usiamo lo stesso sistema che abbiamo usato per il padrone di casa di Milano. Bellissimo. Ti ricordo che funziona bene? Funziona magnifico. Io me la preparo. Vai. Buona donna, lavate pure. E se il caso non fate complimenti, sciorinate. E no! Ma che bella sorpresa! Vero? E chi se l'aspettava? Io stavo in pensiero. Era un pezzo che non ci vedevamo, è vero? E invece eccomi qui. Sono 2 ore che l'aspetto. Oh, quando mi dispiace. Se l'avessi saputo sarei venuto prima. Comunque, si accomodi. Sono già accomodato. Ah, già, è vero, che stupido. Comunque allora si scomodi. Faccia il suo comodo. Faccia conto di essere in casa sua. Ma sono in casa mia. No, un momento. Adesso ce l'ho in affitto io e ci convivo da diversi mesi col mio babbo. Da 9 mesi? Oh, tanto quanto mi dovete per l'affitto. Ma questa volta sono venuto io invece del mio amministratore. Ma perché ha voluto incomodarmi? Perché mi dovete pagare? Ma non posso? Com'è? Io sono a carico del mio babbo. Alla sua età. E sono minore. Se lei è minore, suo padre che cosa sarà allora? Maggiore? Com'è? Maggiore di per 6 ieri a riposo? Ah sì? Sì. E dove si trova adesso questa maggiore? Gliel'ho detto, a riposo. In questo momento sta riposando, sta a lungo sul letto. Allora lo chiama, altrimenti lo chiamo io, maggiore? Non stridi così che lo spaventa, poverino. Ma è stato poco bene, sa. C'ha avuto il morbillo. Morbillo? E anche gli orecchioni. A proposito di orecchioni, Dica. lei li ha avuti? No, io no. Eppure me l'avevano detto. Chi gliel'ha detto? Sua moglie. Mia moglie? Oh, Babbo, babbetto, babbuccio, babbodoro. L'ho sentito! E dammi il tempo, no? Porco d'una mitraia! Avanti, cos'è che vuoi, piccolo discolo? Babbo, c'è questa specie di signore. Come il padrone di casa. Ah, io odio i padroni di casa. Anche io, ma vuol parlare con te, dice che c'è un equivoco. Bene, me lo cucino io. Sì. Poi, vi lascia soli, eh? Vai. Scusa, Vai, fanciullo, vai. Maggiore, lei mi deve 9 mesi di pigione, l'affitto di questa casa. Ma lei c'ha le pigne. Io? Semmai mia figlia glieli deve dare. Io sono a carico di mia figlia. Ma come suo figlio è a carico suo e lei è a carico di sua figlia? E non ci faccia caso. Ci carichiamo e ci scarichiamo a vicenda. Siamo o non siamo in democrazia? Diamo lei un maggiore riposo, avrà una forte pensione. Oh, magari. Non me ne parli. Maggiore, Mi scusi, ho fatto domande contro domande. Non mi hanno mai voluto riconoscere il grado. Figli di una viandiera. Ma lei non è maggiore dei bersaglieri? Come no? 7 fratelli di famiglia, tutti bersaglieri. Io sono il più grande e quindi sono il maggiore dei bersaglieri. Allora anche lei è un morto di fame. Nulla, tenente. Ma non era maggiore? Ho detto nulla, tenente. Non tengo niente. Papi! La mia piccola Lola. Disturbo? Affatto, figliola. Ma chi è questo bel signore? Troppo buona, signorina. Prego, signora, sa?
Tenga. Ma che labbra calde! Sa che ho sentito una specie di brivido blu? Signora, io sono il padrone di casa. Ma no. Sì. Lei è il padrone di casa? Così giovane. E poi va in giro in borghese. Babbo. Bimba. Ma tu non dovevi andare a fare quella cosuccia? Sì, figliola. Vado anche perché il signore vuole restare al rapporto con te, eh? Oh, io ci sto. Mi raccomando, figliola, ricordati che l'onore della nostra famiglia è nelle tue mani. Ricorda che sei figlio di cotanto padre. Ricorda la battaglia di Portavia. Ricorda le 5 giornate, ricorda la marmora. Attenti! Riposo! Attenti! Non conosci ostacoli. Che uomo. È un bersagliere. Ma che facciamo? Stiamo qui così. Mi dia la manina. Acceccia qua. Acceccia qua. Signora. Prego. Grazie. Così. Contento? Sì, signora, sì. Permetti che mi seggo vicino a lei? No, il mio cappello, signora. Dov'è? Qui. Scusi. Scusi. Prego, signora. Oh. Permetti che mi do un po' di cipria? Prego. C'ho il naso lucido. Sa, questi nasi. Lo trova grosso? No, signora. No. Le mie amiche mi dicono che c'ho un nasone, ma per invidia. Mi do un po' di cipria, sì. L'ho sporcata. No, signore, è un piacere, Scusi. Signora, veniamo al dunque. Io ho bisogno dei soldi. No, non parliamo di soldi. Anch'io se ne ho bisogno. Sì. E tanti. Pensi. C'ho mio marito disoccupato. Oh. E i bambini, Lei ha figli? Io no. Vedete i bambini? Beh, verranno, no? Sono appena 10 anni che sono sposata. Mi dia tempo. Non sono mica fiaschi che si abbuffano. C'ho tutto sulle mie spalle. Sì. Povera donna, ho tutto sulle mie spalle. Guardi che spalle. Sì, vedo. No, guardi che Sì, spalle. vedo. Tocchi, No, guardi che spalle. no, signora, perché? Ma che fa? Ma che fa? Ma non mi guardi così. Oddio, lei mi fa un senso. Mi fa con quegli occhioni. No, Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Ma che gli fa le donne lei con quegli occhi? Ma che le fa le donne con quegli occhi? Con quegli occhi? Ma che gli fai? A che gli fai alle donne? Scusi, sai, sono esuberante. Sì, signora. Signora, non faccia così perché io sono fatto di carne. Anch'io sono fatto di carne, la mia carne urla. No. Non è colpa mia la carne. No, signora, non mi provochi, perché io sono un uomo. Anch'io? Anch'io dico sono debole, sa, sono debole. Sì, signora. No. Mi chiami signora? Signora. Mi chiami Lola? Lola. Ti spiace? No. Mi chiami Lola? Lola. Anzi, Lolita. Lolita. Mi chiami Lolita? Ti piace Lolita? Sì. E che gli fai a Lolita? No, niente. E che gli fai a Lolita? È flagrante adulterio, vedrai. Sì, lo sono tutto mio marito. Sono rovinato. E tu donna fedega fa cornuto ma facessi. Bada, Santuzzo, stiamo non solo di questa vana tua gelosia. Non cantare. No. Scansati. No. Te scanso. Oddio. Hai voglio. No. O sangue solo mai a bere. No. E tu cosa vedosa? Buttate il tettatore in casa. Buttate il tettatore in casa mia. Ma che cosa ha detto? Che cosa? Portarsi il disonore in casa mia? No, io non l'ho neanche toccato. No, ti toccò. Sì, diciamo la verità, mi toccò. Ah, toccato? Non la toccai, non mi ammazzare. No. Spogliati. No. Nudo ti voglio ammazzare. Mi lasci ammazzare. No. Ti voglio ammazzare. No. Le offese si lavano col sangue. No, col sangue, no, col E sangue. come la vuoi lavare? Col sapone? Bobbia. No, io vi regalo i 9 mesi di prigione che mi dovete. 9 mesi, valgo così poco io. Santuzzo, ammazzalo. Hai sentito? Vai a ammazzare. No, un anno. E a poco? Ammazzalo. 2 anni. E a poco? Ammazzalo. 3 anni. Che dici? Un triennio? Sì, sta bene. Sì. E allora te le spaghi? Vada, sì. Ma vattene sopra, che non ci mettere più bene in casa mia, capito? Vada. Vattene! Non c'è da avere la Vai addosso, vattene. 3 anni non si possono vedere. Vattene!
E anche questa è fatta. Va bevuta però, Non ce la facevo più. Aspetta. Pronto? Cufu, volevo avvertirti che ci siamo. Domani l'ambasciatore deve partire per un weekend. Dovrebbe star fuori 3 giorni, perciò via libera. Porca miseria, ma lo sai che mi vengono le vertigini a guardare giù? Sciocco. Cosa dovrebbe dire allora Gagarin? Ma non scherzate. Scusi, l'appartamento dell'ambasciatore? All'appuntamento? Mi hanno convocato per telefono. Il 140. Grazie. Salam. Prego, si accomodi, signor Bianco. Veramente, io sono il signor Rossi. Appunto, si accomodi, signor Bianco Rosso. Grazie. Traso. Permesso? Niente paura. Qua siamo tutti amici. Prego, cammina coi piedi. Morde! No, mica è una scimmia. Lui essere ambasciatore. Un momento. Sto parlando con Asi. Sentito? Parlo con Aso. Qui tutti parliamo con Aso, quando è necessario. Pronto? Pronto? È in casa Bubu? È in casa Bubu? Mobutu? Mobutu? No, non buttare niente. È peccato. È peccato, non buttare. Sì. Sì. Cosa vola? Come? Cosa vola? Veramente non vola niente. Tu non capire niente. Eccellenza dire tu cosa volere. Ah, io? Tu ci sei venuto? O ti ci hanno mandato. Mi hanno chiamato. Eccellenza, questo uomo con grossa panza essere signor Rossi. Oh, signor Rosso! Eccellenza, ambasciatore, Catonco. Piacere. Ta, bum, zu. Piacere, comodo. Tira una sedia al signore. Subito, maestà. Niente paura, non tirare mica in testa. Sedere. Bubu, Zuzu. Maestà. Hai spiegato al signore di che cosa si tratta? Non ancora, Mi maestà. spiega. Dunque, tu devi sapere che un parente tuo è morto. Scusa. Questo animale da che sta in Italia ha imparato a parlare napolitano. Yes. Dice pure un parola in coppa. Piacere molto vostra lingua. Sì. Dunque, tuo parente migrato molto tempo fa in Catonco, morto defunto, e lasciare te universale, erede universale. Non capisco. Ma allora tu stai un po' cretino? Credo anch'io, maestà. No, volevo dire che non ho parenti, sono trovatello. Uno zio. Uno zio, anche lui trovatello. Yes. Voi siete due parenti trovatelli che vi siete trovati a telli assieme, capito? Ma come si chiama questo mio parente? Come si chiamano? Rossi, no? Rossi. Rossi. Ma Sì, di Rossi ce ne sono tanti. Ma nel Catongo ce n'è uno solo. Uno. Tutti gli altri sono neri, vedi Yes. lui è nero. Tutto nero. Ci sono anche i gialli, ma i gialli sono i cosi, come spiego? Peperoni. I peperoni, a me i peperoni Non piacciono, E eccellenza. specialmente i gialli mi si mettono proprio. Sullo stomaco. Se fossero quelli verdi piccolini. Buono, quelli capo in parola Capomarola in coppa. A pensarci bene, una volta ho sentito parlare di uno zio Pasquale Rossi. Ecco. Questo è. Pasquale. Ti ha lasciato un biliardo. Come? Hai capito? No, non... Ti ha lasciato un biliardo, mo hai capito? Biliardo, non biliardo con stecca. No, senza stecca, un biliardo di moneta, Un miliardo! Un biliardo, un bilioni. Un miliardo! Ma è proprio vero! Yes. A me! Ha lasciato a me che un a me. miliardo! Adesso tu devi partire subito per Catonga, altrimenti tempo stringe. E con ristringimento sono dolore, figlio. Ah, sì, eccellenza, parto in settimana. Grazie, arrivederci. Dove vai? Un momento. Tu dimenticare cosa molto importante. Cosa dimenticare? Diritto cancellerio come d'accordo per telefono. No, mi scusi, eccellenza. Prego. Avevamo stabilito 50.000. 50.000. Prego, eccellenza, 55.000. Già vero, 10% diritto fisso. Garnigione fisso.
può essere? Chi può essere? Telefono. Posso rispondere? Pronto? Dovete andarvene immediatamente. L'ambasciatore è tornato all'improvviso. È arrivato in questo momento. Papà Pio. Oddio, che c'è? È arrivato l'ambasciatore. È arrivato l'ambasciatore. Quale ambasciatore? L'ambasciatore del gatto. Scappa. Ma se ci viene qua facciamo pagare gatto. Vai, Via, via. Eccellenza, i soldi. Non ci possiamo dire. Manda lui, i soldi. Manda lui. Via. Chi è? E cosa vuoi? Dobbiamo scappare, ma che mi lasci? Tu vai fuori, questo è Con mia me ne vado fuori. Andiamo, su, andiamo. Guarda se ci andiamo. Dici. Aspetta. Cosa fare? Arrivare sempre in ritardo, arrivare. Non sapere che c'è un falso ambasciatore qui in albergo, scappato da quella parte. Corri a arrestare subito, che se no fare rapporto all'ONU. Certo, eccellenza, certo. Subito. Presto, andiamo. Corri. Correte! E corri anche tu. No, questa è una camera di servizio. Meglio, è quello che ci vuole. Ma che vuoi fare Entra, te lo dico io, lo sai che facciamo. Ma che è successo? Non so, sono entrate le guardie. Chi sono quei due? Fidel Castro e la moglie. Carina lei. Come arrivi? Quando è arrivato? Che bella. Fermi, un momento. Un momento, ho detto. Le presento mia moglie. Non fare il buffone. Via. Avanti, avanti. Cosa vogliono queste signorine a quest'ora? Addirittura in commissione. C'è anche lei, signorina Peluffo. Cosa c'è, un nuovo attacco di sonnambulismo? Oh no, mademoiselle, la doccia fredda di questa mattina mi ha guarito completamente. Bene. Allora sono le 9, andate a letto. Beh, ecco, mademoiselle, appunto di questo volevamo parlarle. Volevamo chiederle un permesso. Che genere di permesso? Alle 11 stasera danno alla televisione una trasmissione diretta dal club La Giostra. Cos'è la giostra? È un locale notturno. Canterà Willie Harris. La prego, mademoiselle, ci lasci guardare la televisione. Mi dispiace, signorine, ma il regolamento del nostro collegio parla chiaro. Alle 9 a letto. Quindi, buonanotte. Bene. Buonanotte. L'avrai voluto tu. Cosa ha detto? Niente. Ho detto buonanotte. Ecco, da qui è meno alto. Ma siete sicure che il cancelletto è aperto? Ci ho pensato io, state tranquille. Beate voi. Io vi invidio, siete proprio coraggiosi. Su, dai. E noi torniamo appena finito il numero, Ma sì, già che ci siete ballati. Divertitevi anche per noi. Ciao, buon divertimento. Divertitevi. Portatemi dei pasticcini. Ciao. E vai piano che la macchina è mia. Ah, e le spalle. Sono cotto come un gambero. Ma ti sta bene, è la prima volta che vai al mare. Hai visto come ho fatto io? Hai fatto tu. Hai visto quella in bikini? Sei stato 8 ore al sole a guardarla.
Ma vai piano. Ma perché? Per la schiena? Ma no, questa è una strada trafficata. Ci sono delle ragazze che con la scusa dell'autostop. Ragazze, quelle vecchie sdentate che vanno coi camionisti. Oh, guarda là. Che mi venga un colpo. Mamma mia. Per favore, avete 2 posti? Andiamo in città. Anche noi, prego, montate. Grazie. Grazie. Vecchie sdentate, eh? Meno male che vi abbiamo incontrati. Abbiamo perso l'ultimo autobus. Ma come? Ci sono tanti camion. I camionisti. È sempre un rischio, no? E gli studenti allora sono ancora più rischiosi, no? Ma in un certo senso sì. A me gli studenti piacciono un sacco. Evviva la faccia della sincerità. Sentite un po', vogliamo eliminare tutte le solite domande? Sì, come vi chiamate, cosa fate, quanti anni ci avete? Lui è Pippo e io sono Franco. Diana, Paola. Molto lieto. Allora cosa facciamo? Pippo deve essere molto buono. Perché? Beh, ho notato di solito che tutti quelli che hanno la faccia buffa sono buoni. Allora dove andiamo? Noi dobbiamo andare alla giostra. Dobbiamo assolutamente essere là alle 11. Ah sì? Oh, queste sono ragazze di classe, antranese. A me piace quella lì di sinistra. Lo sai, ha un faccino così delicato. Io non capisco perché sia finita così. Boh. Buonasera, signore. Grazie. Buonasera, signore. Che serata, ragazzi, e chi ci torna più a casa? Allora se vedete lei ballare il rock svenite. Davvero? Ma no, non è È vero. un fenomeno. Beh, ci sediamo qui? Sì, grazie. Prego. Ma non ti sembrano un po' freddine? Per forza, queste vanno a tappo. Tappo, che? Prendono un tanto a bottiglia, vanno a tappo. Eccoci qua. Camerieri? Camerieri? Signori, cosa desiderano? Champagne. Champagne? Perché non bevete champagne? Oh, sì. Ma veramente noi a Lausanne siamo abituate. Sì, a Losanna in Svizzera beviamo soltanto Moët e Chandon. E questo, signorina, è proprio Moët. Ah, meno male. Grazie. Moët e Chandon. E per noi? Ha dentro le 1000 bolle blu. Ah, è meraviglioso. Stupendo. Migliore. Senti un po', abbiamo 20.000 lire tra tutte e due. Dici che bastano? Per cosa? Per la serata. Voi quanto prendete? Quanto prendiamo per cosa? Sì, di media. Ah! Quest'anno la mia media è 5, quella di Paola invece è 6. E perché lei prende di più? Ah, è più brava. Ah, sì? Ah, vedremo. Vedremo. Beh, se 5 e 11 ci restano 9.000 lire per lo champagne. Beh, bevi allora. Bevi. Vediamo che cosa ci propone stasera il tubo cattolico. Oh no, professore, lascia andare. E perché? Noi educatori dobbiamo interessarci a questi fenomeni della gioventù moderna. Conoscere per combattere. Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti, in collegamento diretto con il club La Giostra, vi trasmetteremo un varietà musicale. Signore e signori, buonasera. Dal Club La Giostra iniziamo il nostro collegamento televisivo presentandovi Wee Willie Harris e il suo complesso. Ed ecco a voi Wee Willie Harris. Say, come along, my baby, there's a whole lot of shaking going on. I said, come along, my baby, baby, it can't go wrong. Oh, yeah, we break it, whole lot of shaking going on. I said, come along, my baby, we got shaking in the parlor. Ooh, come along, my baby, baby, got a blues by the horn. Oh, yeah, we break it, whole lot of shaking going on. Everybody, hot shaking.
baby, shake it. Let's shake it, baby, shake it. Woo, honey, yeah, let's shake it, baby, shake it. We break it, whole lot of shaking going on. Oh, yeah, yeah. Oh, hey, 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 hey. Come along, baby, we got chicken in the barn, do barn, what's barn, my barn. Come along, baby, baby, got a blues by the horn. Oh yeah, we break it, whole lot of shaking going on. Easy now, let's shake. Ooh, shake it, baby. Easy. Let's shake it. Yeah. We break it, whole lot of shaking going on. Now let's get real low. Let's shake it. Shake it. Yeah. Baby. Oh, shake it. One more time now! Yeah! Shake it, baby, shake it. Woo! Honey, come on now. Let's shake it, baby, shake it. We break it. There's a whole lot of shaking going on. One more time again. Yeah, let's shake it, baby, shake it. Come on, baby. Funzioni istintive del sistema neurovegetativo. Quel ragazzo avrebbe bisogno di lezioni di ginnastica. Per me ci vorrebbe una doccia fredda. Rock and roll per Sweet Judy, ragazza con il cuore ultra colmo di swing, passeggia dondolandosi al ritmo del boy e beve solo coca con cicchetto di gin. Oh, rock and roll per Sweet Judy, si veste in modo strano ma per lei molto chic, trascorre tutto quanto il giorno ai cinema. Ragazza, giurerei di averla già vista. Ma certo che l'ha già vista! E la peluto! Oh, che vergogna! È inaudito! Che scandalo per il nostro collegio! E questo tutto il mondo della dolce Judy. Rock and roll per Sweet Judy, ragazza con il cuore un colmo di swing, passeggia dondolandosi al ritmo del boy e beve solo coca con cicchetto di gin. Oh, rock and roll per Sweet Judy, non beve tutto ma soltanto whisky, la notte passa in bianco con gli amici nel bed, gira in moto scooter tutta la città, mette blu, mette blu, mette blu, e questo tutto il mondo della dolce Judy. Oh, rock and roll per Sweet Judy, rock and roll per Sweet Judy, rock and roll per Sweet Judy. Ah, benissimo, brava signorina. Lei è veramente una rivelazione. Mi dica, ha già cantato in qualche altro locale? No, sono una dilettante. Abbiamo solo studiato un po' di solfeggio con la professoressa Carlini. Beh, allora, visti i risultati, dobbiamo dire veramente brava alla professoressa Callini. No, Carlini. Ah, Carlini, appunto, professoressa Carlini. Però è una bella pubblicità. È una vergogna! Bisogna avvertire subito la famiglia. No, non rida, signorina. La mia è una proposta seria. Sono pronto a firmarle subito un contratto per cantare in questo locale tutte le sere. Ma figuriamoci, dobbiamo tornare subito in collegio. Io stasera in collegio proprio non ci vorrei tornare. Collegio? Ma di che parlano questi? Lascia stare, li chiamano così. Ma non li avevano chiusi tutti, i collegi? No. Comunque, se un giorno dovesse decidersi a debuttare, si ricordi della mia proposta. Grazie, me ne ricorderò. Buonasera, complimenti. Buonasera. Bisogna andare, dobbiamo rientrare. Che peccato. Cameriere, il conto per piacere. Ma dove andiamo? Dove andiamo? In collegio. Dai, che andiamo tutti in collegio. Che mi venga un colpo, 15.000 lire. Ecco. E quante siete in questo collegio? 45 comprese le più piccole. Hai capito che organizzazione? Ciao, grazie. Ciao. Prego. Ciao. Ehi, un momento. Dove andate? Grazie di che? Ehi! Ehi! Speriamo che non si siano accorti di niente. Ma quando ci vediamo? Oh! Che fregatura. Ma è un collegio vero. Che mi venga un colpo. Ma tu capisci che ci è mancato poco che non andavamo a finire in galera? Ma perché qua dove siamo?
Che c'è dove stiamo? Questa è la camera di sicurezza, che bello. Qui abbiamo la sicurezza matematica. E andare a finire i galè. Antonio! Ti chiamano. A me, non ci sono per nessuno, non ci sono... Via, via, via. Come non ci sei per nessuno? Camillo! E Amilcare! Amilcare? Amilcare! E fammi entrare, su, dove sta? Offriammi il caffè. Ah, dove fai entrare? Sì. Fior di ciliegio, sbocciano i guai come le rose in maggio. Bisogna che vai subito al collegio, fior di ciliegio. E che sarà successo? Qualche disgrazia a mia figlia. Rispondi. E come rispondi? Rispondi per rima, canta. Io non so cantare. Sì, come sai cantare tu? Io canto male. Non fa niente. Comunque. Canta. Sì. Acqua pesante! Non ci possiamo muovere. Non ci possiamo muovere, accadinto! Appena posso andrò seduta stante! Fior di Giagio! Fior di Giagio, e che c'è da fior di Giagio? E non sta rispetto. Bisogna fare qualche cosa. Chiamiamo i guardiani. Bisogna uscirne da questa situazione. Perché non chiede di parlare col commissario? Hai ragione, col commissario, sì. Sì. Vai, e là. Aprite! È urgente, aprite! Allora, ti sei deciso a confessare? E cosa devo confessare? Ammetti che ieri all'Hotel Royal stavi consumando la truffa della falsa eredità. Ma perché c'è qualche denuncia contro di me? No, ma c'è la flagranza. Ma che fragranza è fragranza? Andiamo, su, via con queste parole grosse. Oh, dottore, quello che io devo chiederti è una cosa intima, personale. Le tue cose intime non mi interessano. Ma io non parlo al funzionario. Mi rivolgo al mio vecchio amico, all'antico compagno di scuola. Tu della nostra vecchia amicizia te ne ricordi soltanto quando ti fa comodo. E quando me ne devo ricordare? Io ho bisogno di una licenza premio. Dico, sei impazzito. Una licenza premio della Camera di Sicurezza. E allora dammi una libertà provvisoria. Ma non fare lo stupido. Ma io ritorno, te lo assicuro, te lo prometto, te lo giuro. Anzi, guarda, impegno, te lascio il mio berretto, va bene? Ma non mi fa ridere. Torna in cella. Guarda, io come amico non mi fiderei. Figurati un po' come commissario. Armando, io parlo al padre di famiglia. Anch'io ho una figlia in collegio e tu lo sai. Ed è per lei che io faccio tutto questo. Io mi arrabatto, mi ammazzo di lavoro dalla mattina alla sera per lei. A lavori, eh? Lavori. A modo mio è un lavoro quello, scusa. E tutto questo lo faccio perché mia figlia non sappia chi è suo padre. Ma tanto un giorno o l'altro lo verrà pure a sapere. Mai! 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 Io metterò la testa a posto. Sì, sono 100 volte che mi ripeti la stessa cosa. Questa volta te lo assicuro. Anzi, te lo giuro sulla tua testa, sei contento? Come sulla mia testa? Sulla testa del mio più caro amico. Scusa. Armando, si buono. Cosa fai seduto? Scusa, distratto. Oh, mi hanno mandato a chiamare dal collegio. Sarà successo qualcosa di grave, io non lo so. Sto sui carboni ardenti. Ma lo vedi in che pasticci ti vai a mettere? Lo so. Non mi mortificare. Io mi piglierei a schiaffo, io mi... Beh, andiamo, su. Mi riporti in cella? No, ho trovato una soluzione. Vengo anch'io con te. Vengo anch'io da tua figlia. Oh, grazie. Non sei sbagliato. Sei un santuomo. Sì, vai, Prego, su. signor commissario, prego. Avanti. No, prima lei. Grazie. Su, grazie. Saluto. Dare un tale dispiacere ai tuoi insegnanti, alla tua direttrice, a tuo padre. Diana, ricordati che la prima dote di una persona onesta è l'ubbidienza. È vero, Armando? Dico bene, signora direttrice? Benissimo, eccellenza. Però lei è un padre un po' troppo tenero, sa? Dovrebbe essere un po' più severo con questa figliuola. Glielo consiglio. Ah, sì? Me lo consiglia? Diana, per Bacco! Esigo, pretendo che tu sia più rispettosa, più ubbidiente. Prendi esempio da tuo padre. È vero, Armando? Un uomo che lavora dalla mattina alla sera per farti studiare in questo collegio, che è uno dei migliori, forse il migliore, e che senz'altro è il più caro, e non darmi più dei dispiaceri come quello di oggi. Fa che io sia chiamato per sentirti lodare, capito? Va bene, papà. E adesso chiedi scusa e giura che non lo farai più. Scusa, papà. Ti prometto che non lo farò mai più. E sì, mia signora direttrice, cosa dice? Vogliamo perdonarla questa figliuola? Su questa promessa? Beh, e adesso devo andare via. Ho una seduta. Queste sedute mi stancano in un modo terribile. Diana, ti raccomando per l'ultima volta, fai la brava, capito? Siamo intesi? E adesso dai un bacino al babbo. Dai un bacio anche ad Armando, che è il mio migliore amico.
Signora direttrice, la riferisco. Arrivederla, eccellenza. Ah, mi dimenticavo, ci sarebbero 10.000 lire di supplemento per le spese di cancelleria. Ci sarebbero o ci sono? Ci sono. Sa, sono uscito senza spicciolo in tasca quest'oggi. Armando, per cortesia, dammi un po' un biglietto da 10.000 lire. Ma Antonio, veramente... Armando, mi meraviglio, ma come non hai 10.000 lire in tasca? Frugati. Si fruga. Unico esemplare? A lei, direttrice. Prendi un po' di caffè, così ti svegli. Ma chi sei, la fata turchina? Signorino, lei ha sempre voglia di scherzare. Lo sai che mi piace molto. Il caffè? Ma che caffè, la cameriera? Ma dimmi un po', tu con lei, insomma, Ma va, non dire stupidaggini. Avanti, parlami delle società a responsabilità limitata. Che mi venga un colpo, che ne so. Buongiorno. Buongiorno, Pippo. Studiate, ragazzi? Già, gli esami sono vicini. Ciao, papà. Ciao. Farai tardi questa sera, se no ti veniamo a prendere in macchina. Tempi moderni, i giovani in macchina e i vecchi vanno a piedi. Beh, lei la macchina non se la compra perché adopera quella della questura. No, giovanotto. Io la macchina non me la compro perché non me la posso permettere. E la macchina della questura, quella, serve solo per il servizio. E per tornare a casa preferisco andare a piedi. Ciao, ragazzi. Ciao. Buongiorno. Ma che ho fatto una gaffa? Mio padre è un uomo all'antica, tutto d'un pezzo. Tu lo sai come la pensa, no? Va bene, va, ricominciamo. Dunque, la società a responsabilità limitata si chiama così perché? Si chiama così perché? Perché? Boh. Pronto? Pronto, Collegio Lausanne? Ah, allora te l'hai riprocurato il numero di telefono? Vorrei parlare con la signorina Diana Peluffo, prego. Sì, sono il cugino. Grazie. Che mi venga un colpo. Che dritto che sei. Peluffo, c'è suo cugino a telefono. Mio cugino? Ha detto cugino? Pronto? Ah, è lei. Ma come, da di lei a suo cugino? Oh, mi sbaglio sempre, è un cugino di quinto grado. Ma sei matto a telefonare? Sì, è vero, siete stati molto gentili, grazie. Però adesso non ci dovete inguaiare. Per carità, volevamo solo sapere com'era andata, se vi serve aiuto. No, ci serve che ve ne stiate buoni. E non dovete credere perché abbiamo fatto la figuraccia di ubriacarci. Anzi, al contrario, non bevete perché siete delle ingenue, l'abbiamo capito subito io e Pippo. Anzi, io prima di Pippo ho detto, quelle sono delle collegiali. Davvero? Lo giuro. Poi lo champagne ha fatto male anche a noi, stiamo qui studiando con una testa così. Pippo? Pippo no, lui non studia. Beh, ora ho da fare, ciao. Ti telefono domani? No, domani andiamo a Villa Adriana per la lezione di storia dell'arte. Signorina, lei incassa ogni clique. Ora riceve anche telefonate da individui che si qualificano cugini di quinto grado. E qui non risulta che lei abbia dei cugini. Infatti è un nuovo cugino, non sapevo neanch'io di averlo. Ma che impertinente. Mi dispiace, tu sarai un dritto, ma di donne non ne capisci proprio niente. Beh, sentiamo l'esperto. Ma perché ci hanno fatto sapere che domani vanno a Villa Adriana? Perché? Cosa fate voi qui? Siamo venuti all'appuntamento, no? Non vi abbiamo dato nessun appuntamento. Ma perché non vi va di vederci? Non volevo dire questo. E allora? Beh, non ne parliamo più. Oh, ma qui ci manca qualcuno. Peluffo, Marchetti, dove siete? Siamo qui, mademoiselle. Ma cosa fate laggiù? Studiamo i capitelli. Molto bene, disegnateli sui vostri quaderni e raggiungeteci subito al museo. Bene, mademoiselle. Dunque, questa zona è stata scoperta non molti anni fa. Venite. Vieni, te li spiego io i capitelli, Stai attenta, Diana, che la storia dei capitelli è una scusa. Beh, che bisogno c'è di cercare delle scuse? Io se voglio qualche cosa, te la dico. E dilla. Io se voglio una cosa te la dico. Questa non la dire, se no ti do uno schiaffo. Lo sai che una ragazza come te mette un po' di soggezione? Ma va. Sì, perché si vede che vieni da un ambiente molto su. Può essere, ma in fondo non so niente delle cose importanti. Aspetto che qualcuno me le insegni. Una ragazza come te è una responsabilità. Almeno per uno come me che non è ricco.
Tra poco si va nella luna e tu pensi a queste cose? Ma se per esempio volessi sposarmi? Troveresti un impiego e ti sposeresti, non sei ragioniere. Certo, certo, fra pochi giorni. Ma un padre come il tuo, per esempio, non acconsentirebbe mai. Perché? Se tu avessi un lavoro? Ma tu me la consiglieresti una ragazza come te? Francamente sì. E io accetto il consiglio. Beh, non avendo altri motivi per trattenervi, vi rimetto in libertà. Grazie. Grazie, dottore. Procura un paio di pantaloni per quello lì. Sì. Grazie. E lei non si vesta più da donna. Va bene. Capito? Si vergogni. Certe inclinazioni è meglio nasconderle. Ma quali inclinazioni? Sì, non insistere. Se il commissario dice così lo può dire perché c'è l'occhio clinico. E così è. Ma quale occhio clinico? Silenzio. Quello dice pure così. Dottor, qua c'è stato un equivoco che bisogna chiarire. Il solo equivoco è il suo travestimento. Ecco. Vabbè, per causa tua devo passare pure per quello che non sono. Che sei il primo. Beh, basta. Andatene, Va bene, non mi ci fate ripensare. Andiamo, quello si deve convincere. Quello si ripensa. Ancora? Andiamo. E basta vestire da uomo che così fa. Peluffo! Chiamato. Un momento. Comandi, dottore. Antonio. Dimmi. Ti ricordi quello che mi hai promesso? Io? Promesso? Non mi ricordo. Che cosa? Ma come? Hai giurato anche sulla mia testa. Ah sì, è vero, mi sovviene. Sì, e beh? Antonio, tu vuoi bene a tua figlia? Che domanda. L'adoro? Già, ma per avere diritto alle gioie della famiglia un uomo deve lavorare. La famiglia è un'istituzione basata sul lavoro. E allora trovati un lavoro onesto e non andare in giro a cercare i fessi da imbrogliare. Sì, hai ragione. Ma vedi cos'è? Che nella vita ci sono più fessi che datori di lavoro. No, non è vero. Guarda un giornale. Conta le offerte di lavoro. E tu conti fessi e vedi se non sono in esuberanza. Vabbè, sei incorreggibile. Comunque te lo dico per l'ultima volta. Io qui non ti voglio più rivedere. Dipende da te. Comunque, parlare chiaro è fatto per gli amici. Me ne vado. E come se non bastasse, il commissario ha detto che io ho le inclinazioni equivoche. Ah sì? Parola d'onore. Se l'ha detto lui? Come se Il l'ha detto commissario. Lui c'ha l'occhio clinico. Pure tu, ne Amilcare, ma tu ti qui senti dentro bene? non ci metterò più piede. Che è stato? Che altro è successo? Che è successo? E tu che fai qui? È arrivata questa lettera dal collegio. È per te. E siccome è urgente, ho pensato di portartela. Una lettera dal collegio? Qualcosa di mia figlia? Vabbè, Chi non sarà, cominciare a chi sarà? impressionare. Vabbè, calma, aspetta. Io sto su. Lascia. Leggi tu. Non cominciare col pessimismo tuo. Vediamo che c'è. Aspetta un momento, la devo aprire o no? Io sto sulle spine? Sulle spine, io la devo Leggi. leggere, no? Che dici? Allah. Che sarà? Che sarà? Su, non ti impressionare. Non è Diana, no, è l'amministrazione del collegio. E cosa vogliono? Volerci rimettere con cortese sollecitudine. $500,000. Mezzo milione? E c'è mezzo milione in tasca? C'ha mezzo toscano. E come si fa? Come non sono si mica bruscolini, mezzo milione su 2 vabbè, non t'avvilire, adesso cerchiamo di prendere un po' di tempo col collegio. sì, l'unica cosa è pigliare un po' di tempo. Tu veramente non ce l'hai mezzo milione. Ah, Ma sì, esci di sì. casa senza mezzo milione. Io non lo capisco questo. Allo? Roma? Collegio Losanna? Attenzione. Allo! Chiesela la parrocchia. Ma quale parrocchia? Pronto? La parrocchia del telefono, come l'ha chiamata? L'apparecchio. Jawohl, e noi altro diciamo parrocchia. Qui è la direttrice del collegio, chi è lei? Io essere il segretario di Sua Eccellenza Peluffo. Attenzione, glielo passo. E ci stanno 2 F. Pronto? La direttrice? Sono io, l'eccellenza. Le parlo da Oslo. Vai subito a chiamarla Peluffo. Come sta, eccellenza? Sì, sto qui. Sto qui perché devo presiedere una conferenza al vertice. Siamo qui riuniti nel palazzo di vetro. Ha sentito il vetro? Sa, e tutto il palazzo è così. È un diplomatico che è inciampato. Sì. Da qui godiamo una vista meravigliosa, uno spettacolo magnifico. Tutte le cascate del Niagara sono di fronte a noi. Cosa? Le cascate del Niagara? Niagara, sì. Vuol sentire la cascata? Faccio aprire una finestra. Fai la cascata. Ma non era prevista la cascata? Fai la cascata. A bocca. Ma che bocca, vada, inventa. Dai. Disgraziato, cosa hai fatto? Pronto? Ha sentito la cascata? Non capisco. Cosa desiderava, eccellenza? Oh, direttrice, senta, perché l'affare del mezzo milioncino
Sa, da qui spedire dei soldi in Italia è un po' complicatuccio da fare. Le dispiacerebbe se glieli porto io fra qualche giorno? Oh, ma si figuri, eccellenza, quando vuole lei? Dici che le va bene questo, grazie. E mi fa la cortesia di passarmi mia figlia allora? Sì, subito, eccole qui, non mi andate a chiamare. Attenda, arrivederla, eccellenza. E tu, papà? Papà? Papà caro, bisogna che tu venga subito. Ti devo dire una cosa. Una notizia sensazionale. Oh, papà, non ti spaventare. Una cosa molto bella, almeno penso. E io ti abbraccio ancora più forte. Ciao. Grazie, mademoiselle. Tuo padre ha sempre voglia di scherzare. Però, che gentiluomo. State tranquillo, la nostra è un'agenzia seria. Riceverete la chiamata. Grazie. A presto. Calma, calma, una alla volta, non vi affollate, i turni vanno rispettati. Chi è il primo? Sono io. Bene, accomodatevi. Tranquilli, tranquilli. Verrà pure il vostro turno, non vi preoccupate. Commendatore? Commendatore! Cavaliere, cavaliere, cavaliere! Ma non vede che sono intaffarato? E va bene, commendatore, ma c'è un signore che deve essere ricevuto come gli altri, no? Ancora un altro? Eh sì. Dove sta? Eccolo. Dove sta? Eccolo. Cosa vuole lei? Cosa vuole? Dice cosa volete. Ah, ho letto l'iniezione sopra allo giornale e sono venuta per l'impiego. Quali sono le sue attitudini? Quali sono le sue attitudini? Ha perduto qualche cosa? No, vuole sapere cosa sapete fare. Ah, io so zappare, so fare il cungino e so mungere a Rosina. La Rosina si lascia mungere solo da me. Rosina? E chi sarebbe questa Rosina? La vacca. Ah, ma adesso me ne sono andato dal paese e non ci torno più, no. I paesani mi hanno fatto un brutto scherzo. L'altro giorno sono andato come al solito dentro alla stalla per mungere a Rosina. Quei mascalzoni, sapete che mi hanno fatto? Al posto della vacca ci hanno messo il toro. Ma me la sono accorta subito, mi sono arrabbiato, ho preso il treno e non ci torno più. E lei adesso cosa vorrebbe? Io voglio cambiare mestiere. Cavaliere, pardon, scusi, cavaliere ufficiale, che cosa gli possiamo far fare a costui? Commendatore ufficiale, ma lei non si rende conto? Costui è uno zotico? Già, è vero. Scusi, lei è zotico? Sì. Egregio cavaliere ufficiale, ci sarebbe ancora libero quel posto di interprete presso il congresso del Ginevra? Interprete? Con questa lingua? Ci vorrebbe qualche conoscenza linguistica. Lei che lingue conosce, scusi? La mia è quella di Rosina, che dopo che ha fatto la beveraggia caccia una lingua così lunga, poi si allecca prima lo naso e dopo le corna. Questo mi fa sentire... Che fa? Si sente male? No, si bea. Commendatore chiarissimo, come vede, non è proprio cosa. Mi dica un po', buon uomo, lei sa contare? Per bacco, ho fatto le scuole alimentari. Ma allora siamo a cavallo, Siamo a cavallo. Se il signore fosse disposto a viaggiare... Sì che sono indisposto a viaggiare col treno. Bene, e allora gli possiamo dare quel posto di contatore viaggiante. Porca miseria, è magnifica! Fammelo scappare! No! Contento! Miseria! Ho una paura. No, si entusiasma per la bella idea che ha avuto il contatore. E io dovrei fare il contatore. Ecco quale dirò. Noi abbiamo l'appalto nazionale per la fornitura dei piccioni su tutte le piazze d'Italia. Capirà. Ci sono i ragazzini con la fionda, qualche malintenzionato che se ne frega sempre qualcuno. Il piccione piace. E io che dovrei fare? Contarli. Una specie di censimento quotidiano. Di modo che alla fine del mese i comuni ci rimborsano l'importo dei piccioni mancanti. Lei ci fa un rapportino... Quinquennale? No, quindicinale, commendatore. È vero. E noi la paghiamo regolarmente. Sì. E io cosa ci venga a guadagnare? Quanto gli davamo a quell'altro che è morto? Tre piccioni, una lira. Così poco, perché... Cavaliere! Costui ci attacca le lingue. Ha ragione il commendatore. Ma si rende conto dell'enorme quantità di piccioni che abbiamo in Italia? Ha fatto mai i calcoli? No. Se lo faccia? Se lo faccia?
Accetto. Guardi che le spese di viaggio però sono a carico suo, è vero? Poi da quale città devo cominciare? Ah, la scelta. Da quella che vuole. E quando devo partire? Anche subito. Più presto parti, più presto guadagni. Bene, allora parto subito. Arrivederci. Acchiappa chi? Ha dimenticato quel piccolo dettaglio. Quale? La cauzione. Ah, già, le 50.000 lire. 55.000. Già, il 10%, sa, è il caro piccione. Grazie, commendatore di Gran Croce. Prego, cavaliere ufficiale. Sì. È arrivata la Befana. Dove sta? Questi qua l'ho fregato sopra alla pecora. Eccoli qua. Questi qua ho fregato sopra al latte del rosino. Ecco qua. Poi, queste qua l'ho fregato sopra alla nonna. Cavaliere, sia gentile per guadagnare tempo. Lo perquisisco. Mani in alto. E chi ha il cavone? Buon viaggio. E in bocca al lupo. Chi è il primo? Sono io. Venga, si accomodi. Ci vuole una gran pazienza. Però a quanto pare sistemano tutti. Ha qualche titolo di studio lei? Sì, mi sono appena diplomato ragioniere. Ma questa è una fortuna. Creda, era un pezzo che noi cercavamo dei ragionieri e non ne trovavamo. È incredibile. In Italia li divorano i ragionieri. C'è peluria. C'è penuria. Quando vorrebbe cominciare a lavorare? Non lo so, al più presto. La capisco. Dottore. Professore? Mi dica un po', noi di solito cosa diamo a questi ragionieri? Dalle 80 alle 100.000 mensili, professore. Oh, ma sono pochine. 120.000 lire le bastano? 120.000 lire? Ma io non mi aspettavo tanto. Il professore l'ha presa a ben volere. No. Lei è in una botta di ferro, è a posto. Vuol dire che comincerà domani, va bene? Benissimo, e dove? Un momento, ci lasci consultare. La convocheremo. Intanto, dia il suo recapito al dottore qui presente. E la cauzione? Quello a me. 50.000, vero? No, già. 55, prego. Caro ragioniere. Magari sono loro con me. No, c'è un equivoco, Giovanotti. Io dicevo caro ragioniere per dire il caro ragioneria. Il 10% quale diritto fisso sugli affari dell'agenzia. Intanto si accomodi e mi dia le sue generalità, il suo recapito e le 5.000 lire a me. Prego. Buongiorno, professore. Grazie. Buongiorno. Arrivederla. Arrivederla. 50, 100, 200 e 500 sono a posto. Va bene, d'accordo, la convocheremo. Va bene, grazie, arrivederci, buongiorno. Arrivederci. No, un momento, abbiate pazienza, un momento. Antonio, ma lo sai come si chiama questo giovanotto? No, perché? Malvasino. E non è il nome dell'amico tuo, il commissario? Ah, che c'entra? Può essere un omonico. Ah, che omonico? Quel padre si chiama Armando. Allora il figlio del commissario. E non mi dici niente, te ne stai così. E cosa ho detto fino adesso? Oh, l'abbiamo fatta grossa, l'abbiamo fatta. Ma bisogna fare qualche cosa. Che bisogna scappare? Già, prima però bisogna passare dal collegio, lasciare le 500.000 lire, perché così almeno Diana sta bene per un pezzo. E noi che facciamo? Restiamo senza una lira. Senza una lira? Come senza una lira? Scusa. E in tasca tu non c'hai le 50.000 lire delle percentuali guadagnate adesso? Ah sì, le 50.000 lire mie. E io lo sapevo che andava a finire così. Maledizione, come ci metto fatti. E che vuoi fare? Dottor, mi raccomando, se no lei mi rovina. Sì, stai tranquillo. Diana. Franco, vieni. Della verdura. Ma sei pazzo? Ma no, pazzo di gioia, ho una grande notizia. Ho trovato un posto. Oh, è magnifico. Ecco le 500.000 lire e con queste credo che siamo a posto con la villeggiatura. Perfettamente, eccellenza. Signorina, mi usi la cortesia di chiamare la figlia di sua eccellenza che è in ricreazione nel faro. Vado subito. Quando avremo il piacere di rivederla ancora qui, eccellenza?
Ma per il momento lo ignoro. Io penso che dovrò assentarmi per un periodo imprecisabile e credo che sia lungo. È stato così semplice che mi domando perché esistono i disoccupati. Ah, come sono contenta. Adesso posso parlare a mio padre. Certo. Peluppo! Venga subito qui! Chi è costui? Il mio fidanzato. Il suo fidanzato? Si calmi, signorina, me ne vado subito. Lei non se ne va affatto. Giovanni, tenga a bada quest'uomo, che non se ne vada. Fermo, eh? Eccellenza, mi permetto molto rispettosamente di farlo osservare che il tempo stringe. Noi dobbiamo andare via, altrimenti andiamo a finire tutti. Molto caldo qui in Italia. Jawohl, mein Richard. Un momento. Quando io dare un bacino mia figlia. Danke. Signora direttrice, una cosa inaudita. Cosa è successo? Non so se posso, alla presenza di Sua Eccellenza. Avanti, parli. Parli, per l'amor del cielo. Ho scoperto il signorino Peluffo nascosto in un cespuglio. Ha abbracciato un giovanotto che osa affermare essere il suo fidanzato. Ah no, perbacco! Si sappia, mia figlia non ha fidanzati. Ma è uno scandalo! Eccellenza, la prego di intervenire energicamente. Dovrà fare i conti con me questo impostore. La prego, da questo... Costui farà i conti con me. La prego, eccellenza. Eccellenza, mi aiuti lei. Dov'è? Dov'è? Questo bruto che si spaccia per il fidanzato di mia figlia. Gli voglio rompere il muso. Si calmi, Eccellenza, si calmi. È una parola. E questo? Sì, Eccellenza, sì. Ma questo è il fidanzato di mia figlia. Chi è che ha detto che mia figlia non aveva il fidanzato? Ma l'ha detto lei, Eccellenza? Io? Come potevo dire un'assurdità simile? Questo è... lei mi conosce a me? Ma io credo di non averla mai vista. Ecco, non ci siamo mai visti, vero? Benissimo. Non ci conosciamo. Ma scusi, ma lei come fa a conoscermi? Conosco tuo padre, il commissario. Una bravissima persona. Ah, un uomo tutto d'un pezzo. Beh, cosa aspettate? E datevi un bel bacetto, su! Cosa dici, superiora? Glielo facciamo dare un bel bacetto? Eccellenza, veramente ci sarebbe il regolamento. Ci sarebbe o c'è? C'è. E allora se c'è, via, su, baciatevi. Bravi. Salute e figli maschi. Io questo ragazzo lo devo collocare per forza. Per forza, per se no non forza. guai, Dove lo abbiamo collo? passato. Dove lo collo questo ragazzo? Ma sta a capanna, dove sta? Dove lo vuoi tu collocare? Non fa lo spiritoso. E tu ordinari, non lo devo impiegare, hai capito? Lo devo impiegare per forza. Ecco, ho trovato. Io 100 ne faccio, una ne penso. Hai trovato? Che teste. E di che hai trovato? Fammi sentire. Quello di quale che sta via del Babbuino, no? Via? Coso? A via del Babbuino, no? Ah, Botticelli. Botticello al Babbuino. Botticello al Babbuino. Botticello al Non fa lo Babbuino. spiritoso, non mi pigliare in giro. Sto ripetendo quello che hai detto tu. Ti ricordi che questo antiquario 2 anni fa aveva un ragioniere vecchio? Sì, vecchio. Sono passati 2 anni, quello è morto. Scardocchio. Scardocchio, bravo. Scardocchio, ragioniere Scardocchio. Ti ricordi? E come non mi ricordo? Lo collocammo noi. Scardocchio è morto, senza altro. Sì, ma è morto Scardocchio, quello era malato. Vecchio. Sì, decrepito. Esausto. Pallido. Ammazzalo quando era pallido quello Scardocchio. È morto, quello è morto senza altro. Sì, è morto sicuramente. Poi il cuore me lo dice. Me lo fa. Mi dispiace. Telefono. Oh, come si dice? Meglio a lui, meglio a voi che a me, insomma. No, meglio a lui. Appunto, telefono. A nome mio. No, tu stai imbriaco. Tu telefoni tu. Io. Ma che hai dimenticato che l'abbiamo venduta, che la Gerusalemme liberata con la firma autentica di Torquato Tassi, che poi era la tua? L'ho messa io. E perciò quello ci sta cercando ancora. Come sarebbe dire? Ma la firma era autografo mio, fatto con le mie mani. E perciò quello ci sta cercando per mandarci in galera. Ah, non lo vuoi capire sto fatto? Tu dici? Oh, dico. No, è così. Sì. Dico. Telefono, va. Certa gente io non la capisco. No, io non capisco a te. Non la capisco proprio. Ecco qua. Sono a cavallo. 100 ne faccio e una ne penso. Sentiamo che altro hai pensato. Che cosa hai pensato? Baldassarre. Al babbuino. Al babbuino sarai tu. Ah, Baldassarre, il garagista. Garagista. Formidabile te. Collega Rossi. Aspetta, che E se non c'è 838387. 83 ero vinto sonito 83. Stai fermo! E ti metto sonito in bocca. E mi vuoi bagnare la salita? 83. 83.
Ma che Hanno bloccato il telefono. Ogni volta che vai al telefono, lascia fare, aspetta un po', lascia vedere. Ma che hai fatto? Lascia vedere a me. Che fai? 8 dritti. 8 dritti. Dai, gira. Che giri? Se non hai dito... Aspetta. Hai messo il dito? No, il dito mio, aspetta. Ho dito mio. Fai conto che è mio. Il di qua conto che è tuo, mio. Lascia che mi fai male. Lascia. Dillo così. L'altra mano. Ma canciato va l'altra mano, spezzi il dito. Come il dito che me lo spezzi. Allora metto. No, come fai male? Mi fai male. Aspetta, non ci vuole. È così, tira. Non tira. Tu tiri. Baldassare, dove sta? È dentro, sto facendo i conti. Grazie. Caro Baldassarre. Come stai? Chi siete? Come stai? Ma che è? Dagli l'altra mano. E ce l'ho impedita. Le dagli queste, rovinami. Come stai? Ma che avete fatto? È guai. Volevamo fare una telefonata a te urgente per un affare. Si è bloccato il telefono. Si è bloccato. L'hai bloccato tu? Io sono... Guarda un po' tu che c'hai forza, vedi se ce lo puoi bloccare, abba pazienza. va. Non siamo stati capaci. Io tiro, Tira, ma piano Pronti? piano. No, ma piano. Non dare un colpo secco. Non dare un colpo secco. Il dito. Io sono ingannato. Non gliela faccio. Come facciamo? Vabbè, dopo proviamo con la fiammosidrica, La fiammosidrica. È l'unica. Io preferisco restare col dito qua dentro tutta la vita. No, quelli si scaglia solamente il materiale, si squaglia, ma il dito no. Tu, che cos'è questo affare che mi volevate proporre? Vedi, tu dovresti assumere un giovanotto in qualità di ragioniere, perciò io... Tu dovresti assumere un giovanotto in qualità di ragioniere. Giovanotto, sto parlando io, ti prego. Sono un Io che capo. faccio? Voglio sapere che faccio. Niente. Ascolta, e basta. Chiaro? Che dovrei fare? Dovrei assumere un ragioniere. Sì, signore. E che me ne faccio? Io i conti me li faccio da me. Ma stai a sentire, ragioniamo, figlio mio. E a te nella tua azienda un ragioniere ti serve. Ma che ragionamenti mi fate? Ah, ma tu allora non ragioni. Ma come non ragiono? Per forza vuoi avere sempre ragione. E se vuoi avere sempre ragione, vedi che ti ci vuole ragioniere. Ma ragionate, così mi aumentano pure le spese. C'ha ragione lui, no? È ovvio, ma però dico... Vedi poi, il fatto delle spese è sorvolato, perché noi lo stipendio al ragioniere te lo versiamo noi. No, lo verso io, che c'entri tu? Lo verso io. E chi me lo garantisce? Come chi me lo garantisce? Oh, bella. Io, no? Ma perché non ti fidi di me? No. E di me? Peggio. Ah, ma questo è malafede, allora. Ma scusate, io non mi fido neanche di me stesso, mi dovrei fidare voi due. Ma scusa, ma allora tu che razza d'amico sei? Se non c'è io di tu che sei della complico, che dici di verità? Vedi se vuoi fare sto sacrificio. Vabbè, visto che ci tenete, ammesso e non concesso che io assumo questo ragioniere, quanto gli date al mese? 120.000 lire. È il minimo. Si capisce, è il minimo, per forza. Chi è? Chi è? Quanto gli vuoi dare? È il minimo. Per forza, è il minimo. Ma chi? Ma gli vuoi dare? Ma no, come? dico, per forza, è il minimo. Parla chiaro! Fallo stupido, sai, farò... Sentite, per me gli potete dare pure 200.000 lire al mese. Però sia chiara una cosa, se alla fine del mese non mi date i soldi, io il ragioniere lo sbatto fuori e non manco una lira. Ha ragionato bene. È chiaro. Ho ragionato. Signor Baldassare, bisogna telefonare a quello delle gomme. E il telefono, che prezzi? Permettete? Prego. Sei sbloccato il telefono. e 50. A Baldassare, ma una volta il 1.400 mi pagavate di più. Lo sai che ti dico? Che se non te sta bene vai a lavorare per qualcun altro. Capo, questa la demoliamo? No, gli cambiamo il numero di matricola al motore. Ok, e dove la sbologniamo? In Sicilia. Signor Baldassarre? Che c'è? Se non le dispiace vorrei alcune spiegazioni. Di che si tratta, ragioniere? Ma io su queste ricevute non ci capisco molto. E allora che razza di ragioniere sei? No, mi scusi, forse si tratta di errori, ma ci sono delle macchine registrate in entrata con una targa e in uscita con un'altra. Tu pensa a fare ragioniere e basta. Ma mi sembra una cosa poco pulita. E a te che te frega? Che venga a fare la morale a me? A Baldassare, piove! Squagliamoci. No, e mo che fa? Io non c'entro niente, fa qui a settimana. Giù, ragazzi! Mannaggia, te l'avevo detto io. Ciao! Ma che fate? Io sono in regola, ha ragione, brigadiere, non ci sono le prove, sono una banda di ladri. Io ti stacco! Fermo! E tu chi sei? Io sono il figlio del commissario Malvasile. Ah, io sono il figlio del questore Lambrusco. Andiamo, forza! Signor questore, c'è il dottor Malvasile. Fallo passare, subito. Prego, si accomodi. Buongiorno, dottor Marchi.
Caro, come stai? Qui abbiamo... Papà. Ma sei qui tu? Mi scusi, signor Questore, ma quando ci vuole, ci vuole. Si calmi ora. Abbiamo appurato tutto. Suo figlio è completamente innocente. Aveva avuto quel posto poco prima dell'irruzione degli agenti. Innocente! Ma papà, ma che fai? Cosa faccio? Ti schiaffeggio e te ne do altri 20 di schiaffoni con il permesso del dottor Marchi. Eccoli, questi ragazzi. Vogliono fare tutto da soli. Vogliono fare gli indipendenti. Caro Malvasia, lei è un uomo fortunato. Ha un figlio solo. Io invece ne ho 5. Perché non mi hai detto che avevi trovato quel posto? Papà, ti volevo fare una sorpresa alla fine del mese. E invece me l'hai fatta adesso, la sorpresa. Se me lo dicevi prima, ti davo io le informazioni su quel Baldassarre e i suoi compari. Ma il posto me l'ha procurato una persona e sembrava tanto per bene. Un professore. Chi? Eh sì, un professore, aveva messo la fisica al giornale. Sapresti riconoscerlo? Certo. Guarda un po' queste fotografie. Mi sembra un'operazione nello stile di quel tale ex trasformista. Non mi meraviglierebbe affatto. Beh, lo riconosci? Avanti, parla. Era lui? No, non lo riconosco. Non era lui. E invece era proprio lui. Sono stato preso in giro. Calma. Sono stato preso in giro da lui e da sua figlia. Mio padre è un diplomatico, una persona per bene. Un truffatore, ecco cos'era. Calma, ti dico. Sono sicuro che Diana non c'entra per niente. Eh sì, è come se io non sapessi che mestiere fa mio padre, no? Buongiorno, signorina. Buongiorno. È in casa il commissario? Ha un appuntamento? No, ma lui mi aspetta sempre. Tanto che se non mi vede, mi viene a cercare. Sono una vecchia conoscenza. Allora si accomodi. Grazie. Prego. Avanti. Scusi, c'è questo signore. Fai passare. Prego. Grazie. Tu qui. E tu là come sempre, dietro la scrivania e io davanti. Cosa vuoi? Permetti? Siedi. Grazie. Sono venuto per dirti una cosa importante, importantissima. Una rivelazione. Ah sì? Armando, tu hai un figlio. Bella scoperta, questo lo so. E io una figlia. So anche questo. E sei venuto fin qui per raccontarmi tutta questa storia. Vengo subito al nocciolo della questione. Io e te siamo padri. Ed abbiamo fatto tanti sacrifici per educare bene i nostri figlioli. È vero? Sacrifici fatti in un modo molto diverso. A prescindere. Tu hai passato tante notti all'adiaccio, sotto la pioggia, per pigliare me ed altri come me. Ed io li stesso, per sfuggire te ed altri come te. Armando, ci siamo affaticati in senso inverso, ma lo scopo era lo stesso. Cioè, per far crescere bene i nostri figlioli. È così. Continua. Questa volta il diavolo ci ha messo la coda. Quella, mia figlia, al tuo ragazzo gli vuole molto bene. Cosa? No, non preoccuparti, tra poco sarà tutto finito. Come finito? Eh sì, perché Franco verrà a sapere che io l'ho truffato. Ah, sei stato tu? Lo sospettavo. Che disastro. Ma ci pensi a mia figlia? Quella povera piccina si macinerà dal dolore. Dovevi pensarci prima. Povera figliuola. Eh? Sei venuto a portare lo scompiglio anche in casa mia. Ma insomma, cosa vuoi da me? Che ti dica bravo? Non vorrei dare un altro dolore a Diana, ecco tutto. Armando, non possiamo dare tanti dolori tutti in una volta a quella povera figliuola. Tu lo sai come mi vede, in alto. Tutta la vita mi sono sacrificato per fare in modo che lei non sapesse che razza di padre ha. Capisco. Però questa volta se ci saranno denunce io non potrò fare niente. Lo so. Questa volta ne parleranno anche i giornali. Lo so. Perché la cosa è troppo grossa e anche tua figlia lo verrà a sapere. Lo so. Tieni. Cos'è? Questa è la lista dei truffati. Dentro c'è anche il nome di tuo figlio. Antonio, hai una sola via di scampo. E qua. Restituire il denaro a tutti quanti prima che sporgano denuncia. È una parola. $500.000, dove lo trovo? Senti un po' per caso, tu non avresti $500.000 da prestarmi? Via, vattene! Ehi, che ti ho chiesto? $500.000? Fuori! E non ti arrabbiare, è questo che lo fai. E dove siamo? A parte Nico? Hai visto che avevo ragione? Diana non ne sapeva niente. Non dovrà saperlo mai. Bisogna aiutarlo, quel poveraccio. Dove troviamo $500.000? Beh, io ci avrei un libretto postale. Ah sì, e quanto c'hai? 2.500 lire. Vattene.
Ciao. Ah, ci sei anche tu? No, perché io volevo parlare solamente con lei. No, cioè io... Ma cos'è questa storia? Perché volevi parlare solo con me? E perché Franco non c'è? Ah, Franco non è potuto venire. Sta male? No, no, ha dei guai. Che guai? Beh, non proprio guai. Ha bisogno di soldi, poco, $500,000. $500,000? E che ci deve fare? No, niente, deve darlo a una persona. Ma insomma, Pippo, si può sapere che è successo? Ha fatto un debito? Sì, un debito. Non mi ha mai detto di avere debiti. Sì, ma si tratta di un debito di gioco così improvviso. Franco gioca? Che mi venga un colpo, non ha mai giocato. E allora come ha fatto a perdere? Ah, appunto per questo, siccome lui non gioca e che non avendo pratica, ha perso. Bisogna aiutarlo, povero Franco. $500,000. E dove lo troviamo? Ah, aspettate. Ho un'idea. $500,000. Ma possibile che non hai mai $500,000 in tasca tu? Non ho un soldo Ma vedi io. bene, cerca meglio. Ma vi ho già detto che non ho una lira. Vatti a fidare degli amici, va. Andiamo. Antonio. Hai trovato i soldi? No. Ho una lettera per te, è urgente. Eugenio. È urgente. È urgente. Leggi tu, io mi emoziono, lo sai, mi emoziono. Questo fatto di questa emozione a me mi sa che tu non sai leggere. Leggi. Oh, che dice? Aspetta, lasciami vedere chi la spedisce. L'ambasciata del Nicaragua. E chi ha lasciato queste carote? Chi ha lasciato le Queste carote chi le ha lasciate? L'ambasciata del Nicaragua. E cosa vogliono da me? Aspetta, mo vediamo. Signor Paluffo, un lontano parente di usted che ha emigrato nel Nicaragua è morto. E ha lasciato usted erede di tutta la sua fortuna. Ma guarda un po' la combinazione. E scommetto che lei adesso vuole 50.000 lire per le solite spese. No, 25. Ah, È modesto, economico. noi ne abbiamo conosciuta uno che pigliava molto di più. Senti. E come lo vorrebbe questo denaro? Liquido? Naturalmente. Hai sentito? Lo vuole liquido? Ah sì, liquido. E dica un po'. Lo vuole subito. Subito? Lo vuole subito. E si ricordi che questa storia dell'eredità l'ho inventata io. E io mi facevo dare il 10%. ¿Ha venido aquí el señor Pelufo? Sí, señor. Ahora mismo ha salido, pero no he podido explicarle. Tiene que ser un hombre muy original. Bueno, lo haremos avisar por la autoridad. Se trata de sumas que superan los 3.000 millones. Muy bien, señor. Non perdo tempo per sfogliare i fiori, ma che mi importa dell'amore, amore. Ho tempo solo per ballare, questo cia cia cia. Non perdo troppo tempo per studiare, il professore intanto può aspettare, a meno che non sappia fare pure cia cia cia. Urgentemente voglio solamente un po' di whisky e un po' di cia cia cia. Dovunque vado voglio per esprado che mi sussurri. Non perdo tempo a farmi corteggiare e a coniugare il vecchio verbo amare. Ho tempo solo per cantare questo cia cia cia. Il cia cia cia, e cia cia cia, non è cucaracha, ma cia cia cia. Il cia cia cia, e cia cia cia, non è cucaracha, cia cia cia. Urgentemente voglio solamente un po' di whisky e un po' di cia cia cia. Dovunque vado voglio bere il prato che mi sussurri. Non perdo tempo Che soddisfazione. a corteggiare e a coniugare il vecchio verbo amare. Ho tempo solo per cantare. Ha fatto un buon affare a scritturarla. Sì, ma $500,000 d'anticipo. Ma se lo rifarà in poche sere. Sarà un successo. Non è cucaracha, ma cia cia cia. Il cia cia cia, e cia cia cia. Non è cucaracha, cia cia cia. Beato lei, commendatore, che è così ricco. Beh, cosa vola? Ricco si nasce, non si diventa. Oh, ecco appunto il mio segretario. Camilo, tanto tempo ci vuole per entrare in panca?
Commendatore, ho dovuto aspettare che prelevassero il contante alla sede centrale. E capiranno, noi preleviamo 50 milioni al giorno, eh? 50 milioni al giorno? Sì, per le spese giornaliere. Commendatore, spenderezzo. Cosa vuole? Si campa una volta sola, poi si crepa. Commendatore, li consuma qui o li rimando in camera? Ma no, li consumiamo qui. Bene. Ci sono tutti? Mi sono permesso prelevare 2 milioni per le mie sigarette. Il mio segretario è Fumereccio. Simpatico. Camilo, Commendatore. offra qualche milione alle signore. Comme vous voulez, mon cher. Una testa va bene? Ma sì, E va voilà. bene. A vous, mademoiselle? Grazie. E a vous, mon chéri? Grazie. Bene. Antonio? Queste ragazze. Antonio. Come ti permetti di chiamarlo Antonio Cretino? Commendatore. Che c'è? Cosa vuoi? Voglio dargli mezzo milione. Va bene, gliene diamo uno, commendatore. Ma sì, dagliene uno. Godi anche tu. Cosa vuoi? Grazie. Voglio dire che Che c'è? cerca il commissario. Ah, una volta, ma adesso. Ah, già. Chi si vede? Il tutore della giustizia. A che dobbiamo l'onore? Cosa vola, commissario? E qui, se non stai attento, vola l'eredità. Continua a sperperare il denaro. Così prima o poi dovrai rimetterti a fare il trasformista. Prima che finiscono. Camillo? Commendatore? Quando abbiamo ancora in panca? 2 miliardi rotti. Rotti? Sì. E chi li ha rotti? Erano 3 miliardi. Preleva oggi, preleva domani, se ne hanno tu. Prima che si rompe gli altri due, hai voglia. Forse avrai messo la testa a posto. Ma intanto ti ricordo che c'è ancora uno dei tuoi clienti che deve riavere quella famosa cauzione. Oh, bella, e chi è questo? Ah, sì, lo zotico. E non hai provveduto ancora? E non sono riuscito a trovarlo, commendatore. Cercatelo. Va bene, signor. Cercatelo. Va bene. Ah, volevo dirti, ho ricevuto una cartolina. Ah, l'hanno richiamato. È scoppiata la guerra. Me lo sentivo. Ma no, sono gli sposini, sono i nostri ragazzi che ci mandano i saluti da Venezia. Belli. Si divertono i Colombi, eh? 1.402, 1.403, 1.404, 1.405, 1.400. Ragazzina, che fai? Hai fatto scappare tutte le piccione. Devo contare da capo.